Allora, rieccoci qui, vediamo un po' di prendere anche alcuni altri punti importanti. Eccola un messaggio, dopo li riprendiamo, punti fondamentali dell'accordo. Anticipo pensionistico, un affare per assicurazioni e banche. Le banche devono entrare per forza nelle nostre vite, non abbiamo modo di sottrarci alle fregature. Ma sembra veramente qualcosa di coatto questo discorso del ricorso alle banche. Buongiorno, volevo sapere qualche cosa relativamente alla 14ª, a chi arriverà e cosa bisogna fare per riceverla? Allora, intanto il discorso banche, perché ne aveva parlato anche Daniele Tronco volte precedenti, quindi forse è entrato il concetto che questa cosa al sindacato non piaceva, questa forzatura delle banche, eccetera. E poi la 14ª. Esattamente, cioè ho cercato di dirlo anch'io prima, non è l'APE, non è una proposta nostra, cioè non c'entra niente, il governo l'aveva proposto come uno spot della serie, vi do l'opportunità di andare e intanto salvo il sistema bancario che ha delle grosse difficoltà di liquidità, no? Quindi dando l'anticipo a voi con la garanzia dell'INPS e del sistema assicurativo riprende una boccata d'ossigeno. Questo era il meccanismo, noi gliel'abbiamo smontato. Perché si pagherebbero gli interessi comunque con le banche? Assolutamente sì, ma si pagano gli interessi comunque in ogni caso. E torno a dire, l'APE comunque la si giri, quella volontaria, quella sociale e quella se sarà delle imprese, cioè in caso di ristrutturazione come è stata definita qua, non è uno strumento previdenziale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è un anticipo pensionistico della pensione, ma che tu paghi. Hai capito? Paghi. E io per avere diritto alla pensione non la devo pagare, questo è il punto. Noi siamo, a fronte del fatto che ci sono delle emergenze pazzesche in questo paese, perché non è vero che stiamo andando bene come qualcuno vuol farci credere, pazzesche dal punto di vista proprio della continua perdita di lavoro che abbiamo, stiamo riusciti a smontare il giochino e fare in modo che chi ha i soldi e può accedervi lo faccia, come è avvenuto per esempio per l'opzione donna, no? Che nonostante le penalità molte persone, o perché erano con l'acqua alla gola, l'hanno presa al volo e gli hanno forse salvato delle situazioni. E questa rimane l'APE volontaria, ma te la paghi, tu paghi i costi economici deve essere chiaro questo bancario, concetto. Sì. Mentre le altre chi la paga? Lo Stato, quella sociale, attraverso le detrazioni, va bene? Quindi è un'opportunità che viene data, e quello che tu paghi alle banche, perché comunque è un anticipo che ti fa, è un prestito, è uno strumento finanziario, ma lo paga lo Stato, ok? Quell'altro, se si farà, cioè l'APE imprese, pagherà una parte lo Stato e una parte le imprese, ma se si farà, questo è ancora più nebuloso. A me interesserebbe invece qui dire oggi che c'è un'intesa, come ci veniva chiesto da un telespettatore, di che cosa stiamo parlando, che cos'è che è successo lì. L'APE, ribadisco, è un pezzo. Io vorrei sottolineare una cosa, che ci sono delle cose certe e ci sono delle cose non definite, e poi c'è una seconda parte che invece viene rimandata a appena approvata la finanziaria. Nelle cose certe ce ne sono almeno 3 definite bene, che sono la 14ª per i pensionati, la no tax area e il cumulo gratuito, che si può fare adesso a differenza di prima che era oneroso. Quindi adesso le sviluppiamo bene, facciamo passare una telefonata. Pronto? Sì? Sì, da dove chiamo? Buongiorno. Sono Alessandro, chiamo da Feltre. Sì, buongiorno signor Alessandro. Volevo chiedere, io ho 61 anni e 42 di contribuzione. Sì. Volevo chiedere
si può far valere gli anni prima dei 18, è già una normativa questa? Allora, se ne sta parlando, se ne sta parlando per chi ha lavorato almeno un anno prima del compimento dei 19 anni, potrebbe andare in pensione senza nessuna penalizzazione con 41 anni. Guardi che ho usato il condizionale perché è una delle questioni che devono ancora essere fissate, però l'obiettivo è questo. Quindi può avere qualche speranza, ma ancora non è una certezza. No, perché vogliamo vedere bene la norma. Ma bisogna comunque avere... Bisogna comunque avere... Cosa diceva? Comunque bisogna avere 63 anni comunque. No, indipendentemente dal fatto, guardi, se lei qui in questo caso si parla di pensione anticipata, cioè pensione non di vecchiaia, quindi coi 66 anni e 7 mesi, no, ma di una pensione anticipata. Lei può andare a qualsiasi età. Potrebbe andare a qualsiasi età. Naturalmente oggi come oggi lei bisognerebbe che avesse 42 anni e 10 mesi di contributi versati. Se invece va in porto la norma, a lei basteranno 41 anni di contributi versati. A prescindere dall'età. A prescindere dall'età, e se ha fatto almeno un anno prima dei 19 anni di età. Esatto, sì, certamente. Sì. Però aspetti che non è ancora norma di legge, aspettiamo che vedere cosa succede. La cosa che questo telespettatore bisogna che chiariamo, perché noi non tutto, stavo dicendo prima, è definito. Ecco, salutiamo, grazie signor Alessandro, ci ascolti perché stiamo sempre trattando del suo caso. Ascolti che le do un altro pezzettino di risposta. Non tutto è definito. Nel senso che mancano delle cifre economiche, non è casuale, noi siamo appesi ancora al filo, c'è una discussione sulla legge di stabilità, so che è una materia complicata, ma noi purtroppo dipendiamo ancora da esattamente per ogni voce quanti soldi metteranno a disposizione. Ribadisco, le cose certe sono 3. 14ª no tax area per i pensionati e le ricongiunzioni onerose. Poi ci sono cose che verranno definite entro la prossima settimana, compresa questa, quindi entro la prossima settimana, che è la settimana che serve per definire la legge di bilancio per il governo da presentare in Parlamento e a Bruxelles. Sulla base di quello capiremo bene, e sulla base dei criteri che verranno definiti, ancora quel tavolo che non è mica chiuso, sta andando avanti, se questa norma, che è la nostra proposta, avrà finanziamento subito o no. Lì ci giochiamo un bel po'. Noi stiamo dicendo di sì, perché questo va veramente a scardinare, non dovrei dirlo così con tutta questa enfasi, ma questo è un punto cruciale per le organizzazioni sindacali, perché dire che si può andare in pensione solo non a fronte dell'età anagrafica, ma a fronte del fatto che tu sei un precoce e quindi hai incominciato a lavorare prima dei 19 anni e per almeno un anno e ci puoi andare con 41 anni di età, e questo è un pezzo significativo io capisco che è difficile per chi non c'è dentro, ma è un pezzo significativo di modifica della Fornero. Questo è un punto fondamentale e noi su questo ci giochiamo insieme al pezzo dei pensionati, un pezzo molto importante se vogliamo proseguire nei prossimi anni a modificare questa schifezza di legge. Non so se è chiaro. Questo è un punto chiave, siamo a buon punto perché le cose che ha detto Maria prima, 12 anni di lavoro entro i 19 anni di età, e non hai più 12 mesi di lavoro. Entro i 19 anni di età, 41 anni maturati e versati, tu ci puoi andare senza avere, come c'è adesso, il limite dell'età anagrafica, che adesso non ci andiamo mai perché abbiamo i contributi da conteggiare e l'età e siamo sempre in rincorsa. In questo modo
fanno testo ai 41 anni. Ecco, volevo capire questo, ma la persona che usufruisse, qualora andasse in porto questa trattativa di questa situazione particolare, andrebbe con la minima? No, va con la sua pensione piena, anche se non ha preso la vecchiaia e tutto. No, va con la pensione piena perché le pensioni sono di due tipi, le anticipate cosiddette, ma bisogna avere 42 anni e 10 mesi se uomo o 41 anni e 10 mesi se donna, quindi vanno con un bagaglio di contributi altissimo, o di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi, con l'eccezione di chi aveva i 15 prima del 92. Chiaro. Mamma mia, è un po' complicata la vicenda, ma... quindi si evoluziona. Allora ne approfittiamo, siccome appunto dobbiamo affrontare anche questi step della 14ª che sono anche molto importanti, andiamo subito in pubblicità e poi ritorniamo e parliamo appunto della 14ª rispondendo al messaggio del nostro telespettatore.